Novità d'autunno nel guardaroba sempre più low cost della sanità del Veneto e nell'ambulatorio del medico di famiglia. Bisogna ottimizzare i tempi e le risorse perché i tagli non lasciano scampo, perché le liste e i tempi d'attesa sono sempre più lunghi. La nuova circolare regionale è datata 1° ottobre. Dal 1° ottobre lo possiamo annunciare, noi abbiamo fatto una circolare e i medici abbiamo chiesto che fissino le priorità e che fissino il sospetto diagnostico. Queste sarebbero le 2 sfide dell'autunno-inverno 2014-2015 per abbattere le liste d'attesa annunciate dalla passerella di X News. Dunque il CUP non accetterà più ricette in bianco prive della priorità e il medico per questo dovrà spiegare nero su bianco quali sono i suoi sospetti. Ti prescrivo un'ecografia epatica al fegato. No, tu mi scrivi che dubbio hai. Negli studi di Antena 3 un presidente di regione a tutto tondo che ha parlato della razionalizzazione nel sociale. Abbiamo fatto una bella pulizia di tutta una serie di marchette come sono state definite. Al sociale ci abbiamo sempre pensato, prova ne sia che io come governatore ho aumentato anche i fondi. Il sociale non è mai stato abbandonato. E che non si lascia sfuggire il tema delle grandi navi. Tu non puoi con un blitz dire via tutte le navi da Venezia. Tanto per rispondere al ministro Franceschini che suggeriva ieri di utilizzare il porto di Trieste come hub. Abbiamo, se non ricordo male, 1.800.000 o 2 milioni di passeggeri, adesso ricordo un dato a spanne ma sbaglio di poco, abbiamo la crocieristica e qualcuno ci dice che dobbiamo rinunciare a tutto questo. La questione dunque è ben lontana dal trovare soluzione e accordi.